Sì. Quindi che sono guidato. No, lo so, sto andando a ascoltare, grazie. Ma stai zitta qui, Maria Vittoria. Di più? Ora si vede molto bene, prima no? Prima però deve vedere un cortesia, il suo cellulare è una fatica rispetto al mio. No, vorrei mi scoccio il mio in mano. Dovremmo trovare. Allora, Pietro, fai bene a non fumare. E voi non immaginate che cosa ho dovuto inventarmi per non farlo fumare 40 giorni. Non potete immaginare. In pratica se riuscirò a non fumare per 40 giorni avrò un premio. E quindi questo premio mi darà la forza di lottare per 40 giorni. Ovviamente il premio è segreto. Ora si vede bene. Prima non si vedeva nulla, un po' strano. Rosa sei ingrassata, perché l'hai scritta 20 volte Rosa sei ingrassata? Bastava una, cioè mi leggevo comunque. Sì, sono ingrassata. Vogliamo sapere Che cosa avevo? il premio. Ah. Bel regalo, eh? Questo regalo è importante. Mi ricorderà la vita. Andiamo a Roma. Rosa, ti adoro veramente. Sì. Siete troppo. Non leggo. Siete più bella. Anzi, ora è più grassa, sono più bella, pure mi è piaciuto che sono più bella, più grassa. Guarda, sì. Non c'è. Bello, ragazzi. Più dolce. Più carnale. Carnale. Carnosa. Era un comincia no speak, voilà, in spagnolo, bla bla bla. Ciao Sabrina. Il premio è bimbo? No. Ma cosa sarebbe un regalo? Lo dovrei dire io, veramente lo dovrei dire io. Penso che lo dovrei dire io che regalo anche per me. Ma parla per te, si pensa per te. No, non ho capito. Parla per te. Dovrebbe. Non pensare a queste cose. Meglio con la faccia bella rotonda. Bambino. No, no, bambino non la posso. No, non sono incinta. No. Che sei bellissima. Che stile, Pietro. Sei ingrassata? Ecco qua, anche il cellulare si dice. Amore, è arrivato col mio. Ragazzi, la verità è che adesso arriveremo a Roma, Rosa andrà al parrucchiere e io andrò sotto il sole a cercare queste scarpe. Da domani? Vedi, amore, come mio. Ragazzi, perdonateci. Passiamo su quello di Rosa. Andiamo, sono mio.
500 persone in macchina nostra. Vincenzo Salzano mi dice: avete cagato il cazzo, facciate 20 euro e prendete un blocco cellulare privato di Vincenzo, non ce lo noi compro che ci viene da vomitare ogni volta che cade. Vincenzo, se non ce lo compro Enzo, cioè, noi siamo i tuoi parassiti che abbiamo addosso a te. Mi hai comprato il caricabatterie portatile, mi hai regalato una valigia a Pietro, non avevo una hai valigia. messo all'asta le mie mutande. Cioè, ti rendi conto, siamo i tuoi figli. Abbiamo un papà Enzo, siamo una spesa per Enzo. Ogni volta che vado a casa mi fa la spesa. Enzo se n'è scappato a Cuba. Enzo torna, non fare scherzi, che è importante. Anche se ci incontriamo e non t'accorgi di me, sei sempre quella che un giorno si stringe. Ragazzi, è ufficiale. Ti strappi Guardate, adesso vi faccio vedere qual è il problema. Grazie.